tanto tempo. Comunque, proprio per dirvi come siamo aperti alle segnalazioni, c'è stata fatta la segnalazione che abbiamo recepito e vedremo di fare quando prima possibile. Una nostra idea per esempio è quella di permettere di salvarvi le pratiche in bozza in modo che magari non si ripeta una perdita e sia possibile comunque salvarle anche per magari farle completare quei dati, non so, un cliente, cosa. Questa è un esempio di esigenza che ci è stata manifestata. Per darvi un esempio di quanto viene modificato, negli ultimi 3 anni abbiamo modificato circa 650 configurazioni tra moduli e albero degli interventi, perché chiaramente come viene fuori una nuova normativa, un nuovo titolo abilitativo, magari deve essere creato l'intervento relativo. Faccio un esempio, una normativa su cui stavamo lavorando adesso, che ne so, con l'assessorato alla sanità, il trasporto sanitario, che ancora non è definito, però appena viene definita l'autorizzazione, che per fare quel tipo di trasporto che oggi non esiste ci vuole un'autorizzazione specifica, ecco che allora deve poter essere richiesta dalla piattaforma, ci deve essere il modulo, ci deve essere il modo di presentarla. Allora, cosa prevediamo? Come dicevo prima, noi pensiamo che il sistema regga fin tanto che c'è rete fra tutti i soggetti partecipanti. Stamattina avevamo un tavolo con i SWAP e gli enti terzi e il pomeriggio l'abbiamo dedicato appunto ai tecnici e agli ordini professionali, perché tutti rispondono ad esigenze diverse, sarebbe cosa buona e giusta cercare di scambiarsi i capelli o gli occhiali per vedere il mondo attraverso gli occhiali dell'altro, perché certe cose che a noi possono sembrare una semplificazione magari a voi risultano un aggravio, o certe cose che possono sembrare una crudeltà da parte nostra, poi quando si vede che cosa c'è sotto, cosa si deve fare, allora magari viene digerita di più, e soprattutto lavorare insieme vuol dire cercare di raggiungere l'obiettivo col massimo risultato e il minor sacrificio da parte di tutti. Quindi noi vogliamo riprendere appunto a lavorare con i tavoli partecipati. Soprattutto invieremo insomma, alla fine di questi incontri un questionario dove potranno giungere appunto i suggerimenti da parte di tutti e potranno comunque sempre essere spedite ogni volta che ci sarà l'esigenza. Verranno dati i contatti, un help desk, dei numeri di telefono dove siamo sempre pronti a recepire di qualunque cosa, insomma vi accorgiate, non sto lì a fare promesse che tutto sarà accolto, che tutto sarà possibile, ma comunque dietro può sembrare un ufficio attento. Se la cosa si può fare, è una cosa a garanzia, a beneficio di tutti, cerchiamo sempre il modo di farlo. Non sempre ci riusciamo, però la volontà c'è. Nel futuro, allora, abbiamo detto che appunto ci sono stati un numero notevole di modifiche, di interventi, eccetera. Ci siamo concentrati però sulla piattaforma e sui moduli, mentre è rimasta ferma al 2019 la tabella che era allegata alla delibera che approvava le direttive SWAP, sia le precedenti che la revisione del 2019. In quella tabella trovate tutti gli endoprocedimenti, da che norma di settore derivano e qual è il regime, perché magari c'è scritto autorizzazione, però facendo il combinato disposto con la legge regionale 24 può essere che è un'autocertificata a 0 giorni, comunque procedimento per procedimento vedete che regime ha quel procedimento amministrativo, perché come dicevamo quando avevamo presentato le direttive, poi il regime amministrativo dell'intera pratica dipende dagli endoprocedimenti che ci sono dentro, dove il maggiore assorbe gli altri, cioè se ce n'è uno che viene autorizzazione assorbe anche quelli a 0 giorni, se tutti vanno a 0 giorni poi va a 0 giorni, però queste cose poi vedrete come le nuove funzionalità del software le evidenziano chiaramente, però senza andare a
costruirvi la pratica sul software, vogliamo aggiornare anche lo strumento normativo ricognitivo che fa vedere regime per regime, è un nostro obiettivo. Ancora, quale sarà il futuro dell'adeguamento della piattaforma? Nell'immediato presente dobbiamo rispondere a delle nuove regole nazionali che sono delle specifiche tecniche AGID. Esistevano a livello nazionale l'IPR 160 del 2010, che diciamo, è la normativa cardine dei SUAP a livello nazionale, prevedeva un allegato tecnico che dettava determinati requisiti. C'è stata un'evoluzione recente di questi requisiti e sono state dettate le nuove specifiche tecniche a cui tutte le piattaforme SUAP SUE devono adeguarsi. In Regione Sardegna abbiamo un'unica piattaforma, ma il resto d'Italia non è così. Ci sono 9 regioni che hanno piattaforme regionali, a volte non hanno nemmeno tutti i comuni, e certi comuni che hanno una piattaforma propria e in più c'è una piattaforma regionale. Ecco, tutte queste devono rispondere a uno stesso paradigma, per cui noi avremo 2 bandi PNRR, uno proprio per i swap e un altro per la scrivania enti terzi, a cui stiamo rispondendo, in cui quest'anno dovremo lavorare per adeguarci a queste specifiche tecniche nazionali. Quindi diciamo che l'evoluzione della piattaforma sarà una evoluzione poco visibile da parte vostra, che sarà soprattutto un'evoluzione di back office per fondamentalmente farle dialogare e rendere interoperabili le piattaforme. Però durante quest'anno vogliamo anche prendere le varie esigenze in modo che col prossimo intervento POR prevediamo una riscrittura della piattaforma, perché periodicamente deve essere comunque riscritta e riadeguata alle varie nuove tecnologie e alle nuove esigenze che mano a mano sorgono, anche perché appunto con attacchi informatici, con l'evoluzione della tecnologia necessariamente periodicamente ci dobbiamo riaggiornare. Imminente futuro prevista è l'integrazione con PagoPA. Allora, una delle domande che capitano di più al nostro call center, molte volte chiamano perché non conoscono i diritti dei vari enti, perché non riescono a trovarli, eccetera. Anche qui noi allora abbiamo previsto gli affari generali hanno creato un PagoPA, un nodo regionale a cui i vari comuni possono aderire, ovviamente è gratuito, e noi abbiamo previsto di interfacciare questo nodo con la piattaforma SWAP. Cosa vorrà dire? Che ci sarà un lavoro di stimolo da parte nostra, sempre stimolo, mai obbligo, perché non può essere, nel popolare tutta la piattaforma, e sarà possibile pagare i diritti direttamente dalla piattaforma. Ovviamente se gli enti si saranno configurati, avranno aderito, però diciamo che quando avevamo iniziato nel 2009-2010 erano pochi comuni, cioè noi non abbiamo mai messo l'obbligo di adesione alla piattaforma regionale, e piano piano sono entrati tutti e siamo stata la prima regione italiana ad avere tutti dentro, quindi comunque lavoriamo veramente con l'autorevolezza e non con l'autorità, cioè, ed è nostra intenzione spingere, perché poi alla fine anche loro, se ce li hanno già dentro, nessuno li chiama, se sarà possibile, se è possibile pagare direttamente, se li trovano direttamente collegati alla pratica, non devono richiederli indietro, quindi è un nostro obiettivo, diciamo che stiamo per rilasciare questa integrazione, e poi ci sarà tutta un'opera anche da parte nostra per aiutare ad accreditarli, quindi li vedrete piano piano aumentare. Sarà possibile sia il pagamento singolo di un singolo diritto, che magari anche si potrà fare il pagamento massivo dei vari diritti per i vari enti nella stessa pratica. Ok, allora passo la parola alla collega. Ok. Adesso questa è l'inquadratura.
Allora, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Come diceva Annalisa, sono Gloria Loi e lavoro per SFIRS, che è la finanziaria regionale che in questo contesto offre un supporto all'assessorato dell'industria nella semplificazione amministrativa, in particolare nell'attività di helpdesk amministrativo, insieme al collega Massimo Puggioni che è qui e agli altri colleghi che sono poi quelli che vi rispondono al telefono quando chiamate, che sicuramente conoscete. E comunque insomma anche per me è un piacere finalmente rivederci di persona, perché questo aiuta molto la comunicazione. E quindi volevo illustrarvi un po' di numeri della piattaforma, del portale e del ruolo che svolge Sfirsi nell'assistenza amministrativa, e poi il collega invece illustrerà proprio nel dettaglio tutte le novità degli ultimi rilasci che effettivamente semplificano ancora di più la vostra vita. Però la sollecitazione è sempre quella di farci sapere delle cose. Se avete delle cose su cui vi scontrate regolarmente, che vi fanno anche arrabbiare, segnalate, chiamate, noi ascoltiamo. Poi non tutto è nelle nostre competenze, ci sono dei limiti informatici, dei limiti anche di legge, di competenza della regione, di quello che noi possiamo fare, però l'ascolto e l'interazione è veramente molto molto importante. La piattaforma sicuramente è cresciuta tantissimo, non sembra, però gestisce una quantità di dati, un flusso di informazioni importante, che ha anche un valore che abbiamo provato a esporre e poi vi dirò. Sono intanto registrati tutti i comuni, come diceva Annalisa, quindi sono 195 i SUAPE tra i comuni singoli e associati. Sono 6.000 operatori tra operatori dei SUAPE e degli enti terzi. Ci sono 2.700 enti terzi, che veramente è un grande successo anche rispetto al panorama nazionale. Ci sono soggetti diversi che movimentano pratiche, 67.000. Ci sono comunicazioni, 750.000 comunicazioni che viaggiano all'anno e 1.600.000 PEC, quindi veramente un traffico notevole, con un numero complessivo di pratiche di 940.000 e di documenti di 16 milioni, quindi veramente un traffico notevole, dei dati che vanno continuamente protetti, anche su questo assolutamente siamo a posto, e vanno comunque preservati e valorizzati. Abbiamo infatti, non credo che ci sia la slide, questi sono i dati della piattaforma Sardegna Impresa, perché la piattaforma è integrata nel portale Sardegna Impresa, che ha anch'essa tanti numeri, proprio per valorizzare questo patrimonio di dati che possono essere utili per ricerche, analisi o al di là di estrazioni che possono essere fatte. Abbiamo creato una nuova sezione nella pagina di Sardegna Impresa sotto sportello unico, non c'è la slide, che sono tutti i numeri del SWAP, e lì ci sono dei dati che sono esposti, che si possono comunque anche lavorare e che possono essere utili per delle analisi territoriali, delle ricerche, eccetera. I numeri del sistema informativo, quindi della piattaforma, sono un numero di accessi autenticati 1.600.000 all'anno, con dei picchi di 10.000 accessi al giorno. E ci sono 84.000 pratiche presentate con picchi di 500 al giorno, quindi sicuramente una grande quantità di dati. E per questo appunto dicevamo che deve essere continuamente aggiornata la parte informatica, e poi anche in seguito alle segnalazioni, alle esigenze, alla normativa, oppure anche delle correzioni che dobbiamo apportare. Capita, l'avete visto, che a volte il sistema sia messo offline per qualche ora. Cerchiamo di farlo sempre nel fine settimana, la sera, la notte, in modo da arrecare minor danno possibile, però è un'esigenza che poi porta però dei benefici. Quello che vi raccomandiamo è di leggere i nostri avvisi, perché ormai non siamo più abituati a leggere i banner che appaiono, però anche per la perdita delle pratiche in bozza, che ha creato effettivamente tanti disagi. Noi l'abbiamo scritto da settimane prime, abbiamo pubblicato una notizia sull'Unione Sarda, abbiamo messo tanti avvisi
nelle notizie che vedete anche nelle vostre scrivanie, oltre che sull'home page, però molti purtroppo non l'avevano visto, non l'hanno notato. E comunque anche sulla perdita delle pratiche poi l'ingegner Puggioni vi mostrerà un artifizio che può alleviare il disagio che è stato creato. Questo è quello di cui ci occupiamo poi più direttamente, quindi i quesiti che avete nelle vostre scrivanie, ma ci sono anche senza autenticazione. Da luglio 2019 ad oggi sono 13.000, quindi sicuramente una grande quantità di quesiti. Cerchiamo di rispondere abbastanza in fretta, il 90% entro il giorno successivo. Siamo riusciti a mantenere questa performance. Anche lì a volte le nostre risposte possono sembrare delle non risposte, ma è frutto della competenza che abbiamo, cioè noi cerchiamo di rispondere, di dare sempre di illustrare quale è la corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, però non possiamo andare oltre perché ci sono delle competenze che sono in capo agli enti competenti per materia, e quindi noi possiamo dare la regola generale, il principio base, però poi è loro la decisione definitiva, oltre che poi è il SUAPE che istruisce la pratica, non siamo noi. Invece le segnalazioni, che sono ad oggi 104.000, sempre dal 2019, sono i ticket che apriamo quando riceviamo le telefonate, quindi anche questo fa vedere un grosso volume di richieste di intervento che diminuisce, quindi questo può essere un dato positivo, vuol dire che la piattaforma è sempre più familiare a tutti noi, quindi è sempre più chiare anche le informazioni che diamo. Oltre ai quesiti e alle segnalazioni, noi ci occupiamo anche di popolare i box di ricerca con le parole chiave che possono essere utili quando dovete cercare un intervento, dei tasti di help, per cui se anche non trovate qualcosa che vorreste trovare, ce lo segnalate e noi integriamo le parole chiave. È un lavoro che facciamo continuamente sui sinonimi, sulle parole chiave, sui tasti di help, cioè, insomma è un servizio oltre che di aiuto ma anche di ascolto, per cui ogni qualvolta vi manchi qualcosa, non vi torni una scelta su un'opzione che invece vi è utile e ci sia sfuggita e sia chiaramente legittima, segnalatecelo perché noi recepiamo e cerchiamo di adeguare la modulistica nel più breve tempo possibile. Questo riguardava fondamentalmente invece i swap, e quindi vi ricordo i nostri numeri di contatto che trovate nella pagina del supporto di Sardegna Impresa, sportello unico supporto, e ci sono i numeri di telefono del supporto amministrativo, informatico. Poi ecco, ci sono anche le domande frequenti che aggiorniamo continuamente, quindi anche quando avete una difficoltà in particolare vi farebbe comodo avere una risposta scritta in modo da poterla mostrare anche al vostro cliente in caso di dubbi, segnalatecela e noi possiamo implementare una FAQ che a quel punto è pubblica e tutti possono leggere. No, mi veniva in mente, a volte veramente da parte nostra è difficile, anche quando si traduce nel modulo una determinata frase, come dirla, eccetera, è difficile pensare tutti i modi in cui può essere letta. Fare un esempio stupido, una maschera del sistema, noi abbiamo messo nei quesiti titolo, per noi voleva dire oggetto, che ci è venuto titolo anziché oggetto, però qualcuno anziché metterci l'oggetto ci mette ing, dot, quindi uno se ne accorge e poi cambia, cioè se vi rendete conto che qualcosa voi la interpretereste che porta in errore. No, ma per dire, è legittima quella lettura, però non ci è venuta in mente. E quindi ogni qualvolta qualcosa vi induce in errore per come è scritta, si può leggere dalle parti diverse, se ce lo segnalate ci fa poco e fa piacere. Dovrei aver finito, vero? Sì, adesso entriamo più nel merito di quelle che sono le novità introdotte nel sistema SUAPE, soprattutto con l'ultimo rilascio del 14 ottobre, ma visto che era da un po' che non facevamo eventi di aggiornamento e formazione, abbiamo deciso di fare una carrellata veloce su
anche alcune novità che sono state introdotte magari negli ultimi mesi, non proprio nell'ultimo rilascio, e che comunque sono sempre volte ad agevolare e rendere più semplice e più automatico anche l'utilizzo del sistema stesso. Allora, la novità più rilevante che è stata introdotta con il rilascio dello scorso 14 ottobre è tutta una funzionalità che è volta da un lato a mettere a disposizione una serie di informazioni relative alla pratica e contemporaneamente a guidare sempre di più i SUAP e gli enti terzi a gestire la pratica in maniera corretta. In questo non pensate che questa funzionalità che adesso vediamo nel dettaglio sia qualcosa di pensato ad uso e consumo esclusivo degli operatori, perché poi il fruitore finale è sempre l'utente. Cioè, nel cercare di rendere più trasparente, più facile e dare un ausilio alla gestione del procedimento per gli operatori dei SUAP e degli enti terzi, miriamo evidentemente a uniformare il più possibile l'operato dei vari SUAP sparsi nel territorio in maniera tale da cercare di omogeneizzarli sempre di più e di fare in modo che non facciano ognuno di testa loro, ma lavorino il più possibile secondo diciamo, le regole che sono uguali per tutti. Questo perché ci siamo resi conto che per quanto le informazioni tra le direttive, la tabella di ricognizione dei regimi, il sistema fossero reperibili, soprattutto nei casi di SUAP e di piccoli comuni dove l'operatore che gestisce il SUAP è lo stesso soggetto che si occupa di, in alcuni casi veramente di mezza struttura del comune e che quindi lo fa magari nei ritagli di tempo insieme a tante altre cose, non ha tempo di specializzarsi, molto spesso veramente ci siamo resi conto che gestiscono le cose in maniera confusa, errata, un po' inventando anche quasi, no? E quindi abbiamo cercato di venire incontro e di tamponare questo problema. Come? Quella che state vedendo è la schermata endo all'interno del dettaglio di una singola pratica. Questo che stiamo proiettando lo vede tanto l'operatore del SUAP quanto dell'ente terzo, quanto ovviamente lato cittadino e procuratore. E che cosa abbiamo riportato? Abbiamo riportato innanzitutto una colonna con l'indicazione dell'iter, per capire per ogni endoprocedimento quale iter si applica. Ora, noi siamo tutti abituati già da qualche anno che il sistema informatico SUAPE al termine della compilazione della modulistica suggerisce il tipo di iter applicabile, quindi ti dice questa pratica deve andare a 0 giorni, a 30 giorni o in conferenza. Abbiamo visto che tutto sommato funziona bene il suggerimento, anche se ci sono alcuni casi in cui potrebbe dare un suggerimento non corretto. Io vi dico, soprattutto questo succede sulle pratiche duplicate, di pratiche duplicate, di pratiche duplicate, perché quando andiamo a duplicare le pratiche trasciniamo una configurazione che soprattutto quando dobbiamo, sia che nel tempo, come dire, non aggiorniamo, sia a volte vediamo che ci sono casi in cui l'utente duplica la pratica quando in realtà vuole mandare una pratica completamente diversa da quella di partenza e lo fa per la pigrizia, passatemi il termine, di non riscrivere solamente l'anagrafica del soggetto. Per trascinarsi l'anagrafica del soggetto si duplica tutta la vecchia pratica. In casi del genere è molto probabile che la pratica abbia degli errori insiti, soprattutto quando andiamo a duplicare roba molto vecchia. Comunque, al di là di questo, quello che mi interessa dirvi è che quella informazione era già un'informazione abbastanza importante, però finora non ci dava il dettaglio endoprocedimento per endoprocedimento, cioè per capire se un endoprocedimento o un altro poteva andare a 0 giorni in conferenza
o a 30, per esempio, dovevamo andare a guardare la tabella di ricognizione dei regimi, che tra l'altro è un documento ad oggi non molto aggiornato, o i frontespizi della modulistica. Col nuovo rilascio tutte queste informazioni sono reperibili già sulla schermata Endo. Che cosa c'è di importante qui? La cosa importante è che quando noi presentiamo una pratica in conferenza di servizi, la norma ci dice che in una pratica in conferenza di servizi ci sono alcuni enti che sono tenuti a esprimersi e altri enti che non sono tenuti a esprimersi, ma che devono solo compiere delle verifiche, senza che debbano trasmettere un parere. Qui lo vediamo immediatamente, perché tutti quelli che sono marcati come autocertificazione sono soggetti che non sono tenuti a mandare un parere, devono solo verificare la bontà delle asseverazioni rese nella pratica, mentre quelli che sono marcati conferenza di servizi sono soggetti che devono trasmettere un parere all'interno in quella conferenza di servizi. Inoltre, qui mi dice anche, vedete, quando l'endoprocedimento è in conferenza di servizi mi dà altre 3 informazioni. Lo immagino, perché non riuscite a vederlo. Mi dispiace un po', come dire, le slide ve le metteremo a disposizione, al di là del fatto che mi dispiace che non vediate, però cerco di raccontarvelo, insomma. Quando l'endoprocedimento è in conferenza di servizi, un'altra informazione che mi dà è il termine entro cui devono essere espressi i pareri. Questo perché la legge 24 ci dice che le conferenze di servizi di regola devono durare 30 giorni. Ci sono però alcuni casi in cui devono durare 55 giorni, ad esempio per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, e ci sono alcuni casi che fanno eccezione dove la conferenza deve durare anche 90 giorni. Ecco, in questo caso, siccome fino ad oggi veramente ne abbiamo visto di tutti i colori, conferenze di servizi che dovevano andare a 90 giorni indette a 30 e conferenze indette a 55 quando dovevano andare a 30. Ecco, adesso è riportata sull'elenco degli endoprocedimenti collegati alla pratica il termine associato ad ogni endoprocedimento, il SUAPE deve applicare quello più elevato. Quindi se io ho 2 endoprocedimenti a 30 giorni e uno a 55, quella è una conferenza che deve andare a 55 giorni e via dicendo. In questo modo il SUAPE ha un'informazione immediatamente rilevabile da lì, ma tra l'altro gli suggerisce anche le date nel flusso di lavorazione del SUAPE, e il cittadino e il suo tecnico ovviamente di fiducia ha come dire, una schermata dove può immediatamente verificare se il SUAPE sta come dire, agendo correttamente e sta applicando il termine corretto. Dopodiché mi dice altre 2 cose: se si può applicare il silenzio assenso in conferenza di servizi, cioè se nel caso in cui quell'ente non si esprimesse nei termini, il SUAPE deve considerare acquisito l'assenso. Anche questo è un principio che è enunciato, che è mappato nella tabella di ricognizione dei regimi, ma non è immediatamente visibile. Per cui a volte capita che alcuni SUAPE non considerano acquisito e stanno lì a braccia conserte ad aspettare che venga comunque espresso un parere tardivo, cosa peraltro tranne le eccezioni che sono espressamente marcate, sbagliatissima, perché il legislatore nazionale è intervenuto un paio d'anni fa a introdurre una nuova disposizione dove dice che tutti i pareri trasmessi in ritardo sono inefficaci, quindi stare ad attenderli è proprio sbagliato. E qui troveremo scritto endoprocedimento per endoprocedimento se in caso di mancata espressione si deve considerare o no acquisito quell'assenso. Ed inoltre se si applica o no il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 241. Quindi se in caso di mancato rilascio del provvedimento da parte del SUAPE entro i termini, si può considerare rilasciato l'autorizzazione direttamente al cittadino che ha presentato l'istanza. Ovviamente perché questo accada occorre che a tutti gli endoprocedimenti sia applicabile il silenzio assenso ex articolo 20, o nel caso in cui ce ne fosse qualcuno marcato col no, almeno che l'ente competente su quell'endoprocedimento abbia trasmesso un parere favorevole.
perché in quel caso il silenzio assenso si forma. Ok. Ancora no, ma magari mi sento dopo. Grazie. Queste stesse informazioni, oltre che nella schermata endo, dentro il dettaglio di ogni singola pratica, adesso qui non leggete sicuramente niente, ma è giusto per esprimervi il concetto, le trovate anche nel file dell'albero degli interventi. Non so se conoscete questo file, è un file che si scarica dalla pagina del supporto all'interno del portale Sardegna Impresa, è un file di Excel che contiene la fotografia di tutto l'albero della configurazione del sistema, quindi contiene l'elenco degli interventi, l'elenco delle condizioni e l'elenco degli endoprocedimenti, dove per ogni endoprocedimento troviamo in formato tabellare tutte le informazioni che stavamo vedendo sulla durata, sull'applicabilità del silenzio assenso e sul tipo di iter applicabile a quell'endoprocedimento. Quindi lo trovate come strumento di consultazione. Un'altra cosa che è stata introdotta è che trovate nel dettaglio della pratica, nella sezione dati generali, sono i due dati cerchiati in rosso in questa slide, scusate. Uno è il termine finale di conclusione del procedimento. Il sistema è in grado, dopo quest'ultimo rilascio, partendo dalla data in cui la pratica è stata trasmessa e considerando quali sono gli endoprocedimenti collegati a quella pratica, di indicare entro quale data quel procedimento si deve concludere. Lo calcola automaticamente e al netto delle sospensioni che eventualmente venissero disposte per chiedere magari integrazioni durante l'iter del procedimento. E poi trovate sotto una spunta applicabilità silenzio assenso. Se quella check è spuntato, vuol dire che in caso di mancato rilascio del provvedimento da parte del SUAPE entro quella data indicata come termine ultimo del procedimento, si forma il silenzio assenso e quindi l'intervento può essere realizzato. Perché vedete, il silenzio assenso è un rimedio veramente forte che il legislatore ha introdotto all'inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni, ma uno dei talloni d'Achille più grandi del silenzio assenso è un certo alone di incertezza, nel senso che è vero che la norma dice se non viene rilasciato il provvedimento è come se fosse stato rilasciato, però poi all'atto pratico è difficile perché non si sa mai bene se si possa applicare oppure no e quanto uno si possa fidare a realizzare veramente l'intervento in mancanza di un provvedimento. Ora non dico che questa cosa risolva tutti i dubbi e tutti i timori che uno può avere, però è già qualcosa di più perché è un elemento che mi dà un'indicazione che io posso magari approfondire a quel punto, no? Però già mi dà un'idea del fatto che quel rimedio possa essere applicabile al mio caso. Ecco, un'altra cosa che trovate è più una cosa rivolta ai SUAPE, ma io ve la dico perché vi interessa, che è un po' il riflesso di quello che vedevamo nella precedente slide, cioè nell'elenco degli endoprocedimenti sulla schermata del sistema io posso ricavare in maniera visiva quali sono gli enti tenuti a esprimersi e quali no, ma specularmente nei prestampati, che sono i modelli delle lettere che i SUAPE utilizzano, abbiamo riportato la suddivisione in automatico tra gli enti tenuti a esprimersi e gli enti non tenuti a esprimersi, perché guardate, questo sembra una cosa banale, però a volte sono cose che creano dei ritardi, perché se come dire, il SUAPE interpreta male e considera che un ente deve mandare un parere quando invece in realtà non lo deve mandare, e poi soprattutto quando ci troviamo di fronte quei SUAPE che non sono inclini a considerare acquisito il parere dei soggetti che rimangono silenti, può provocare dei ritardi anche rilevanti. E quindi questo, diciamo, è stato riportato lì. Una cosa importante da dire è che tutte queste funzionalità che abbiamo visto
cioè sulla visualizzazione delle informazioni per ogni endoprocedimento, il calcolo automatico del termine per la conclusione, l'applicabilità del silenzio-assenso e l'indicazione automatica nei prestampati, quindi nelle lettere della suddivisione degli endoprocedimenti tra enti tenuti a esprimersi e enti non tenuti a esprimersi, sono attendibili per le pratiche trasmesse dopo l'aggiornamento, quindi dopo il 14 ottobre. Per le pratiche trasmesse prima dell'aggiornamento questi dati potrebbero o non essere disponibili o non essere attendibili, perché ovviamente tutto questo sistema, che vi posso garantire, al di là di quello che si vede, è una configurazione di dati piuttosto complessa che c'è dietro. Perché tutto questo funzioni correttamente è necessario che le pratiche vengano trasmesse con le configurazioni aggiornate, perché se le configurazioni non sono aggiornate la pratica rischia di trascinarsi dei dati sbagliati. E questo è il principale motivo per cui si è reso necessario compiere una doppia limitazione che può sembrare come punitiva, ma che in realtà ovviamente di punitivo non ha nulla. Con il rilascio del 14 ottobre sono state cancellate tutte le pratiche in bozza ed è stata inibita la duplicazione delle pratiche create prima del 14 ottobre stesso. Questo per evitare che ci trascinassimo configurazioni vecchie, perché la duplicazione della pratica comporta non solo, il trascinamento dei dati contenuti nei moduli, ma anche della configurazione di quella pratica. Cioè, se io avevo una pratica creata prima e la vado a duplicare, sto copiando tutta la configurazione degli interventi e dei moduli che era presente nel momento in cui quella pratica precedente era stata creata. E questo, con tutte le nuove funzionalità che abbiamo creato, non era più possibile. E quindi abbiamo dovuto inibire la possibilità di duplicare pratiche create in precedenza. La duplicazione delle pratiche esiste ancora, non l'abbiamo eliminata, ma esiste solo per le pratiche create dopo il 14 ottobre. E abbiamo dovuto, per lo stesso modo, cancellare le pratiche in bozza, perché se non avessimo cancellato le pratiche in bozza, quelle avrebbero potuto essere finalizzate e quindi trasmesse con configurazioni non aggiornate e a loro volta poi duplicate, trascinandoci ancora all'infinito configurazioni vecchie. Però abbiamo introdotto una nuova funzionalità di duplicazione che poi vi faccio vedere, che io penso sia molto utile anche per ovviare al problema della mancata possibilità di duplicare pratiche create in precedenza. Ecco, questa qui è una cosa molto importante che vi voglio dire. Noi sappiamo che dall'approvazione della legge 24 il deposito dei progetti strutturali, delle relazioni a strutture ultimate e dei collaudi statici deve essere effettuato sul sistema SUAPE, compilando il modulo F14 attraverso delle apposite classi di comunicazione, che sono deposito progetto strutturale, comunicazione variazioni, sostituzione del collaudatore, relazione a strutture ultimate e collaudo statico. In precedenza che cosa succedeva? Allora, nel flusso di compilazione della pratica, nel modulo A0 e adesso anche nell'F13, viene chiesto se l'intervento prevede la realizzazione di opere strutturali. Se si risponde sì, il sistema associa in automatico l'endoprocedimento collegato al genio civile sul deposito di questi documenti. Se si risponde no, l'endoprocedimento non viene associato. Il problema è che succedeva che il cittadino che andava a compilare rispondeva no. E quindi l'endoprocedimento non veniva associato e poi trasmetteva lo stesso l'F14 con tutta la documentazione. Il problema nasce perché il genio civile quella roba non la vedeva, non la riceveva. Allora, per ovviare a questo problema, anche qui sembra
una punizione, ma nasce per risolvere il problema che vi ho appena detto. Queste classi di comunicazione sono state collegate all'endoprocedimento. Quindi se nella pratica l'endoprocedimento del genio civile non c'è, le classi di comunicazione non vi compaiono, non le trovate, per evitare che vengano trasmesse e il genio civile non le riceve. Allora, se vi doveste trovare nella condizione in cui dovete trasmettere un F14, ma non trovate la comunicazione, vuol dire che l'endoprocedimento non è associato a quella pratica. Dovete contattare il SUAPE del comune e fargli aggiungere l'endoprocedimento. Una volta che il SUAPE avrà aggiunto l'endoprocedimento, la classe vi comparirà tra quelle disponibili. Ok? Questo è importante perché ci stanno arrivando tante domande di tecnici che non trovano più la classe di comunicazione, ci chiedono ma come mai l'avete fatta sparire? No, non l'abbiamo fatta sparire, solo che compare solo quando c'è l'endo associato. Un'altra cosa, en passant, quando andate a creare una comunicazione, a volte può capitare che il pulsante per inviare la comunicazione sia in grigetto, non selezionabile. Anche qui riceviamo chiamate dove ci dicono ma non sta funzionando bene, il pulsante è grigetto. Quando capita vuol dire che bisogna controllare i destinatari, perché il sistema seleziona i destinatari, ma a volte bisogna compiere un'operazione, ad esempio selezionare gli enti a cui stiamo mandando la comunicazione. Finché non lo facciamo, il pulsante invia rimane grigio. È un problema più degli operatori che il lato cittadino, però ve lo dico perché può succedere. Poi, ecco, questa è un'altra cosa che vi può capitare. Poi magari tra un po' chiediamo, la diretta gliela chiedo per un'altra cosa. Abbiamo introdotto una funzionalità che inibisce, anche qui non è punitivo ma è di aiuto, la selezione contemporanea di interventi tra loro incompatibili. Perché se il principio generale è che in un procedimento unico io ci posso mettere tutto quello che serve per realizzare l'intervento, ci sono alcune cose che insieme non vanno. Banalmente, se io devo realizzare un intervento edilizio, non è che si presenta un'unica pratica per realizzare un intervento con l'agibilità, perché l'agibilità la devo presentare dopo che avrò fatto i lavori, quindi quelle due cose insieme non vanno. Ma più banalmente, nelle categorie edilizie, succede a volte che nel dubbio c'erano tanti che andavano a selezionare tante categorie contemporaneamente, ma gli interventi edilizi, almeno quelli delle macro categorie, quindi manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, funzionano come una matriosca. Se io ho un intervento più gravoso, non ha senso che vado a selezionare contemporaneamente anche quello meno gravoso, perché nel più ci sta il meno. Se io vado a selezionare una ristrutturazione edilizia, non è che poi dentro metto anche una manutenzione straordinaria, perché tutte le opere della manutenzione straordinaria sono già ricomprese all'interno della definizione di ristrutturazione. Questo creava dei problemi, perché poi andavo a presentare contemporaneamente magari una scia e una cila, senza comprendere bene i termini di decorrenza diversi, gli obblighi diversi, anche di comunicazione di inizio e fine lavori. Per cui, per farla breve, adesso questa cosa non la fa più fare. E spinge a individuare, cioè se io vado a selezionare un tipo di intervento non mi dà la possibilità di selezionarne anche un altro che è intrinsecamente una categoria incompatibile, e lo troverete evidenziato col fatto che non vedete le caselline. Cioè una volta che voi andate a selezionare un intervento, le caselline di quelli incompatibili spariscono. Questo non è perché il sistema sta funzionando male, ma perché evidentemente le due cose insieme non vanno, o l'uno o l'altro. Sull'ubicazione
Anche qui sono state introdotte una nuova funzionalità per cui per ogni intervento vi compare solo le tipologie di ubicazione che sono coerenti con quel tipo di intervento. Se io sto andando a realizzare un intervento edilizio, mi fa sparire attività svolta online, attività svolta in forma itinerante, perché ovviamente devo indicare un luogo fisso. Quindi anche questa non è un malfunzionamento, ma è voluto. Mi dà solo le opzioni coerenti. Ed inoltre, ecco qui magari chiederei a Felice se si può collegare, così glielo facciamo vedere in diretta, che sicuramente è più efficace farvi vedere la selezione di più comuni e anche le opzioni di geolocalizzazione che sono state introdotte con diciamo le nuove funzionalità. Attendiamo un secondo che il collega si... Vabbè, intanto ve lo dico, poi eccoci qua. Allora, sì, forse magari riduci un pochino la... Non ci riesci a ridurre un po' lo zoom perché non si vede sulla destra quello che... Allora, quando voi andate a... O solo io che... capito? È sulla destra che... Quando voi andate a selezionare l'ubicazione, torniamo un attimo dove eravamo prima, vedi? Qui vi dà un comune. Attività svolta in sede fissa e voi selezionate e indicate, diciamo, i toponimi e i dati catastali relativi al comune. Ora, può capitare di avere un intervento che insiste sul territorio di più di un comune, perché è a cavallo o perché o così va meglio, o perché comunque coinvolge più comuni. Allora, le direttive ci dicono che in un caso del genere noi non dobbiamo presentare tante pratiche separate in ogni comune, ma devo presentare una pratica sola nel comune dove è ubicata la porzione prevalente. Quindi io quando vado a creare la pratica andrò a selezionare il comune prevalente e lui qui mi darà il primo comune, ok? Dove io do i dati. Dopodiché cliccando su azioni, aggiungi comune, posso, non lo vedo più, caduto? Però non si vede. No, no, è uguale. Scusate la... Forse non c'è me lo sono immaginato. Torniamo alle slide. Ah no, eccoci. Se cliccate su azioni aggiungi comune, vi stavo dicendo, potete aggiungere altri comuni e in questo modo automaticamente, vedete, seleziona comune, ad esempio comune di Cagliari, e poi possiamo ulteriormente, ovviamente indicherò l'ubicazione anche per questo secondo comune, e poi via dicendo, sempre azioni aggiungi comune, posso andare a selezionare n comuni. Sì, esatto, comune di Olbia, eccetera, eccetera. Questa è una cosa molto utile perché il SUAPE che riceve la pratica automaticamente potrà attivare gli endoprocedimenti collegati alla competenza territoriale di tutti i comuni che andate a selezionare. Sotto, nella parte di geolocalizzazione, trovate diverse opzioni che non sono dell'ultimo rilascio, sono state introdotte in realtà già da un po', però già che ci siamo. Una è quello di individua coordinate. Cliccando su individua coordinate, poi facendo clic su un punto o più punti sulla mappa, il sistema automaticamente, vedete sotto, mi restituisce le coordinate dell'intervento e quindi mi geolocalizza anche, voglio dire, in maniera più immediata l'intervento, perché andando a cliccare mi restituisce le coordinate e non viceversa. Questo sicuramente agevola.
Dopodiché posso cliccare su disegna area e andare a disegnare un poligono, vedete, soprattutto questo per gli interventi che piuttosto magari diffusi o che riguardano aree importanti, e automaticamente, vedete, il sistema mi restituisce l'estrazione dei dati delle coordinate dei vertici del poligono. Posso rimuovere un poligono, posso zoomare sul poligono attraverso tutta una serie di funzioni diciamo immediate e abbastanza intuitive. Dopodiché una terza funzione è quella di individualotto, questa funziona solo nelle aree industriali che sono mappate, dove io, vedete, posso cliccarci sopra e andare a selezionare i lotti dell'area industriale dove è ubicato l'intervento. Anche questo sempre per una geolocalizzazione più precisa dell'intervento. E infine posso caricare informazioni da uno shapefile esterno che diciamo mi riporta automaticamente poi sulla mappa i dati corrispondenti alle coordinate che sono indicate nel file che vado ad allegare. Sì, e qui poi automaticamente, vedete, mi riporta tutto il dettaglio di quello che ho selezionato. Non mi viene in mente, mi sembra che sull'ubicazione sia sufficiente così. Grazie per l'ausilio diciamo della diretta, perché un conto è vedere delle slide, ma questo era più utile vedere direttamente la funzionalità sul sistema. Se torniamo sulle slide, andiamo avanti con altre cosettine. Vabbè, ma non lo stiamo più vedendo però. Allora mi sembra che prima di scollegare la diretta vediamo un'altra cosa, e cioè vediamo la funzionalità di duplica modulo. Allora, vi ho detto prima, abbiamo inibito la duplicazione delle pratiche create prima del 14 ottobre, ma abbiamo aggiunto una nuova funzionalità. Ora, se voi andate in una pratica in bozza, in generale, e andate, diciamo, sulla schermata di compilazione dei moduli, accedete alla compilazione del modulo, ok? Qui siamo nella maschera di compilazione del modulo. Dopodiché cliccate su azioni in alto a destra, che già lo fate tutte le volte per selezionare i titolari, è stata aggiunta un'ulteriore voce, copia da. Se voi cliccate su copia da, il sistema vi dà l'elenco delle pratiche della vostra scrivania dove quel modulo è contenuto e vi fa vedere a destra anche l'anteprima dei dati contenuti nel modulo delle varie pratiche che selezionate. Cioè, adesso per esempio in questa pratica, che è la seconda dell'elenco, mi fa vedere a destra il modulo agibilità, in questo caso contenuto in quella pratica. Quindi io seleziono da quale pratica lo voglio copiare, vado giù, clicco su copia e lui, confermo, e lui sulla pratica che sto compilando mi copia i dati che erano contenuti nel modulo di un'altra pratica, nello stesso modulo di un'altra pratica. Quindi in questo modo, vedete, io posso di fatto continuare a recuperare i dati di pratiche precedenti, e questo, guardate, funziona anche
copiando i dati da pratiche presentate prima del 14 ottobre. L'unica cosa è che non lo faccio con un unico comando, duplica l'intera pratica, ma devo duplicare modulo per modulo. Però, voglio dire, soprattutto per pratiche complesse, dove magari, per esempio con la checklist, che sono una marea di roba, la potete recuperare da una pratica precedente. E questo lo potete fare anche per pratiche precedenti al 14 ottobre. Penso che sia molto utile, insomma. Sì. No, copi i dati ma non la configurazione. Quindi prendi il buono lasciando il problema, no? Nel senso che tu copi solo i dati, ma hai una pratica creata oggi con la configurazione di oggi. E io penso che questo sia uno strumento intanto utile, perché al di là di questa cosa dell'inibizione della duplicazione delle pratiche create prima del 14 ottobre, può essere utile veramente copiare i dati di un singolo modulo invece che tutta una pratica. E poi perché comunque ci dà la possibilità di recuperare tanto lavoro fatto in precedenza senza dover ricompilare da zero, solamente con l'accortezza di farlo modulo per modulo anziché sulla pratica intera. Ok, basta, ringrazierei Felice per la diretta, ma adesso proseguirei sulle slide, grazie. Un attimo solo che dobbiamo switchare da... No, questo non c'è per l'ora. Questo sì, ma c'è poca roba, dai. Sì, andiamo, allora aspetta. Sì. Allora, un'altra cosa che abbiamo introdotto, certo è che non ce l'avevo, altrimenti l'avrei fatto vedere, ma ormai la facciamo vedere così, la possibilità di personalizzare la scrivania. Cioè, la scrivania contiene l'elenco delle pratiche con tutta una serie di dati che non sono necessariamente vincolanti e uguali per tutti. Se io dalla scrivania vado a cliccare quell'iconcina evidenziata nella slide che si trova tutto a destra, posso selezionare quali dati voglio vedere, massimo 10 tra tutte queste colonne disponibili che sono codice richiedente, oggetto, data di invio, data di modifica, stato, tipo di iter, data dell'ultima comunicazione, endo auto, che vuol dire se gli endo sono stati trasmessi automaticamente perché il suo app non l'ha fatto nei termini, numero di protocollo, data di protocollo, responsabile del procedimento, assegnatario, comune e intervento. Cioè ognuno può decidere anche di togliere tutto quello che non gli interessa e di lasciarsi solamente i dati che gli interessano di più per avere una scrivania più snella e anche più facilmente visualizzabile. Ecco. Questo è per tutti i ruoli. Poi, ecco un'altra cosa che abbiamo introdotto, sempre nella scrivania, dopo aver effettuato eventualmente un filtro sulla base di quello che insomma uno vuole, fatto delle ricerche per esempio per intestatario, per data, eccetera, per comune, c'è la possibilità di scaricare i file contenenti i dati delle pratiche che appunto sono state filtrate in CSV, in XLS, in JSON oppure XML per essere utilizzati in altri software o elaborati insomma come tabelle di dati. E questo è quello che vi ho fatto vedere, copia modulo, l'abbiamo visto in diretta quindi non c'è bisogno di vederlo così. Un'altra cosa che abbiamo introdotto è la possibilità di fare una delega multipla sullo stesso modulo. Fino a qualche tempo fa, forse l'anno scorso, c'era la possibilità di di delegare un modulo solo ad un soggetto. Questo viene fatto normalmente quando il soggetto che deve compilare e firmare quel modulo non coincide
con il procuratore che di fatto concretamente sta compilando la pratica. Questo accade soprattutto per alcuni moduli di competenza specifica, come per esempio quello sull'impatto acustico o quello sul PAI. Ecco, il problema è nato proprio sulla 30 allegato A, che è la relazione asseverata in ambito PAI, che deve essere firmata contemporaneamente da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, perché deve essere firmato da 2 soggetti e invece il sistema consentiva di delegarlo solo a uno. Per questo l'abbiamo implementato la possibilità, vedete, cliccando sempre su azioni in corrispondenza del modulo e poi su gestione deleghe, andiamo su questa schermata che consente di visualizzare sia i vari delegati associati a quel modulo, mi consente di rimuoverli e di aggiungerne altri. Quindi aggiungere un altro delegato, eventualmente anche importandolo da rubrica, e posso quindi delegare lo stesso modulo a n soggetti diversi. Ancora è stata introdotta una funzionalità per duplicare il contenuto di una comunicazione. Questo è utile soprattutto per le comunicazioni, ad esempio le comunicazioni di inizio lavori. A volte capita, no? Che magari uno trasmette una comunicazione di inizio lavori, compila il modulo F3 e poi magari quella comunicazione di inizio lavori non è valida perché magari non aveva allegato la ricevuta del versamento degli oneri. Quindi il comune gli dice no, ritrasmettimi un inizio lavori corretto. Allora, anziché ricompilare ex novo tutto il modulo F3, uno può duplicare la comunicazione che aveva già trasmesso, quindi si trascina il modulo già compilato e aggiunge quello che deve aggiungere e la rimanda, evitando di ricompilare tutto quanto. Anche questo è sempre, come dire, stato introdotto nell'ottica di evitare, di semplificare la vita ovviamente alla gente. Un'altra cosa che vi riguarda in maniera indiretta, ma ve la dico, è la gestione delle sessioni di integrazione. Allora, una volta che viene trasmessa una pratica, sia essa una pratica di esercizio dell'attività, sia essa una pratica edilizia, al di là delle correzioni, integrazioni e aggiustamenti che vengono apportati a quella pratica e a quel progetto per interlocuzione con gli enti competenti, se io voglio cambiare quel progetto, ad esempio, perché cammin facendo ho deciso di modificare degli elementi, non posso introdurre una variante sostituendo le tavole nella pratica originaria. La norma, perché questo non è un limite del sistema informatico, è un principio stabilito dalla norma che mi dice che per una variante devo acquisire un nuovo titolo e quindi presentare una nuova pratica. Tuttavia capita che qualcuno sbaglia e che anziché trasmettere una pratica di variante carica un'integrazione dove cambia le carte in tavola e modifica il progetto. Questo non è ammissibile. Per questo motivo i SUAPE hanno adesso la possibilità di rigettare una sessione di integrazioni e di ripristinare lo stato della pratica a quello che era prima dell'integrazione, dichiarando irricevibile un'integrazione, sostanzialmente nei casi che vi ho detto, cioè quando effettivamente quell'integrazione non era ammissibile, perché va presentata con una nuova pratica. E infine è stata introdotta una funzionalità per riportare annotazioni sulle pratiche. Può essere utile a chiunque. Scriversi una nota per un memorandum di una cosa che... Allora, la visibilità di queste annotazioni va per ruolo. Quindi il cittadino vede le sue annotazioni. O magari, ecco, le vede, credo che il procuratore veda le annotazioni del cittadino e viceversa. Il SUAPE vede le proprie e ogni ente terzo vede le proprie. Non sono condivise, sono condivise tra soggetti che hanno lo stesso ruolo. Cioè i vari operatori del SUAPE vedono tutte le annotazioni inserite dagli altri operatori del SUAPE, ma non dal cittadino e non dagli enti terzi. È una cosa che riteniamo possa essere utile. E inoltre, vedete, non so se si percepisce, ma
nella menu, quindi in rosso, c'è un numerino che mi fa vedere se e quante annotazioni ci sono su quella pratica. Così mi richiama da subito l'attenzione sul fatto che c'è un'annotazione. Ok, dal punto di vista informatico, poi vi lasciamo lo spazio per fare domande, avrei anche terminato. Ci sono un paio di cosettine, ma proprio un paio di cosettine veloci amministrative che è utile richiamarvi. Una è quella che accennavamo già prima, che riguarda la ZES. Allora, le zone economiche speciali sono uno strumento di semplificazione e di agevolazione e amministrativa e fiscale voluto dal governo già da qualche anno. Ora, fino alla fine del 2023, le zone economiche speciali erano limitate ad alcune zone industriali di particolare rilevanza. In Sardegna avevamo sicuramente la zona di Cagliari, al porto di Oristano, Olbia e qualche altro. E diciamo, le agevolazioni che sono date alle imprese sono di due tipi. Una sono le agevolazioni di tipo fiscale, per cui per investimenti all'interno delle ZES le imprese hanno accesso a una serie di agevolazioni sostanzialmente sotto forma di credito d'imposta. L'altra riguarda l'aspetto amministrativo. Fino al 31 dicembre del 2023 gli interventi all'interno delle aree ZES, che quindi erano limitate a queste grandi zone industriali, non venivano autorizzati dai SUAPE, ma venivano autorizzati da un commissario governativo che aveva giurisdizione su tutte le ZES di quella regione. Noi in Sardegna avevamo il commissario per la ZES della regione Sardegna. Il governo dal 1 gennaio del 2024 ha esteso la disciplina delle ZES all'intero territorio regionale di 8 regioni del sud Italia, tra cui la Sardegna. Quindi oggi tutta la Sardegna è ZES, è zona economica speciale. Questo vuol dire che tutti gli interventi di investimento, diciamo, per la creazione di stabilimenti produttivi di un certo tipo, che adesso non mi interessa entrare nei meandri di questo, possono godere di un credito d'imposta da un lato e possono richiedere un'autorizzazione unica a una struttura di missione che non è più di carattere regionale, ma è unica per tutte le 8 regioni del sud Italia e ha sede a Roma. Ora, inizialmente, per come avevano scritto questo decreto legge 124 del 2023, sembrava che veramente tutti gli investimenti in attività produttive di tutto il territorio regionale sardo non dovessero essere più autorizzati dai SUAPE, ma bisognasse rivolgersi obbligatoriamente a questa struttura di missione. Ovviamente in fase di conversione in legge di questo decreto, la stessa regione, ovviamente Sardegna, ha fatto notare che sul territorio non c'era il deserto, ma c'era già una realtà di semplificazione avanzata come quella appunto dei SUAPE, ma lo stesso hanno fatto anche altre regioni, nonché l'ANCI, che ovviamente ha fatto notare che i comuni erano e sono l'interlocutore diretto più vicino al cittadino, sicuramente più vicino di una struttura che sta a Roma, e quindi diciamo un pochino questa previsione è stata circoscritta e limitata. Prima con la conversione in legge è stato limitato ai soli interventi di tipo strategico individuati da un piano strategico che al momento non è stato ancora approvato. È stato condiviso con tutti i soggetti in cabina di regia con cui doveva essere condiviso, ma di fatto non è mai uscito il decreto di approvazione formale di questo piano strategico. Ma in questo piano strategico è scritto questa frase che è riportata appunto nella slide, dove ci dice che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce una semplificazione amministrativa la cui attivazione è rimessa all'iniziativa dell'operatore economico. Questo vuol dire che l'imprenditore ha facoltà di rivolgersi al SUAPE o, se preferisce, di rivolgersi alla struttura di missione ZES. È una libera facoltà. La possibilità di accedere al credito d'imposta e quindi al beneficio fiscale non è collegata al titolo autorizzatorio. Quindi uno, se ha diritto al beneficio fiscale, ne ha diritto, a prescindere dal fatto che l'autorizzazione la chieda al SUAPE piuttosto che alla struttura di missione ZES.
Però attualmente c'è anche questa possibilità. La struttura di missione ZES opera con un sistema informatico che non è quello del SUAPE, è un sistema informatico unico per tutte le 8 regioni del Sud Italia, gestito da Infocamere, su cui a volte ci viene chiesto, come dire, un ausilio, perché sicuramente gli operatori, tanto i professionisti quanto i comuni e gli altri enti terzi, sono ormai abituati da anni a lavorare sul sistema SUAPE e si trovano forse un po' disorientati nel momento in cui si devono operare su un'altra piattaforma informatica che ahimè noi non controlliamo, perché non è gestita da noi. Cioè possiamo cercare di dare un aiuto in linea del tutto generale, ma come dire, noi gestiamo e aiutiamo principalmente all'utilizzo del procedimento SUAPE e del sistema informatico SUAPE. Se uno sceglie liberamente di optare per un'altra possibilità, che per carità può anche essere che risulti conveniente in determinate realtà territoriali in cui magari il SUAPE non è particolarmente performante. In tante regioni del Sud Italia c'è oggettivamente questo problema, perché non pensate solamente alla realtà sarda, dove abbiamo un sistema informatico che è sempre quello, con un coordinamento, con dei punti di riferimento. Veramente in altre realtà regionali c'è tanta confusione, per cui effettivamente gli imprenditori avevano bisogno di uno strumento che desse risposte certe. In Sardegna finora qualcuno effettivamente le autorizzazioni uniche alla struttura di missione le sta chiedendo, ma tutto sommato i SUAPE continuano a lavorare come hanno sempre fatto. Ecco, più di questo non mi interessa, come dire, entrare nel merito, è un'opzione. L'unica cosa che vi dico, bisogna fare una scelta e seguirla, perché abbiamo avuto anche casi veramente limite di pratiche presentate contemporaneamente al SUAPE e alla struttura di missione ZES, come per dire vediamo chi fa prima. Però ovviamente in questo difficilmente uno, come dire, risparmia tempo, perché poi non è che gli enti tra loro o meglio, è vero che il SUAPE e la struttura di missione ZES sono due soggetti diversi, ma gli enti che poi loro devono coinvolgere sono sempre gli stessi, e quindi quando si trovano coinvolti contemporaneamente in due procedimenti si innescano tutta una serie di meccanismi che alla fine fanno solo perdere tempo. Quindi uno sceglie una strada e segue quella, non in parallelo, ecco. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa. No, cerchiamo di inibirla questa possibilità. Cioè, è vero che poi uno può scegliere, ma che scelga, perché veramente poi chiamano noi gli enti e dice ma com'è che mi è arrivata la convocazione dall'uno e dall'altro, e quindi lì a cercare di capire. Cioè, io capisco uno che voglia provare, ma se raddoppi il lavoro degli enti poi alla fine crei una coda maggiore per tutti. Altre due cose veloci. In quest'ultimo anno sono state approvate dalla Giunta regionale delle nuove direttive che hanno totalmente riscritto la disciplina applicabile a tutte le tipologie di strutture ricettive, dalle alberghiere alle strutture all'aria aperta alle strutture extraalberghiere, con la conseguenza che le strutture, anche quelle preesistenti, sono tutte obbligate a riclassificarsi, perché è completamente cambiata la disciplina in base al quale viene assegnata la classificazione in stelle. Le alberghiere sono tenute a riclassificarsi entro il 7 febbraio, le strutture all'aria aperta entro il 30 novembre e le extraalberghiere, compresi i bed and breakfast, entro il 31 di gennaio. C'era una domanda? Certo, no, tutti i gestori delle strutture ricettive devono presentare un'apposita pratica per riclassificarsi entro questi termini, a pena di decadenza del titolo, cioè se non lo fanno poi non possono proseguire l'attività. Quindi magari, ecco, se il comune credo che lo stia facendo già l'assessorato, di avvisare, perché hanno tutti quanti come dire, i contatti delle varie strutture ricettive, ma non possono farlo anche da prima, anche da avantieri, diciamo. Però sì. Che cos'è una? Quindi dovrebbe avere.
Se è una struttura alberghiera dovrebbe aver tempo fino a febbraio. Comunale. No, non è comunale. Un'altra cosa è che col decreto legge 145 del 2023 il Ministero, questa volta del Turismo, ha imposto la necessità di assegnare un codice identificativo, il cosiddetto CIN, a tutte le strutture ricettive, nuove e esistenti. Quindi anche qui, entro il 1° gennaio del 2025, tutte le strutture hanno l'obbligo, oltre che di riclassificarsi secondo appunto le nuove direttive regionali, anche di ottenere il CIN. È una cosa abbastanza veloce, nel senso che c'è stato già un primo passaggio di dati dall'assessorato regionale al Ministero del Turismo, ma gli operatori devono, accedendo a questo link che è riportato nella slide, finalizzare e chiedere il CIN, che è obbligatorio per esercitare l'attività e soprattutto per pubblicizzarla nelle varie piattaforme tipo Booking, Airbnb, eccetera. Ed inoltre è stata introdotta, sempre con il decreto legge 145, un nuovo regime che prevede l'obbligo di presentare la SCIA per l'attività di locazione breve a scopo turistico in forma imprenditoriale. Per questo la norma è entrata in vigore ieri, 4 novembre, e sul sistema SUAPE è già disponibile la modulistica, per il momento provvisoria, però comunque è possibile presentare le pratiche per l'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale. Infine, credo che questa sia l'ultima slide, vi segnalo, ma giusto en passant, che col decreto legge 19 del 2 marzo del 2024 è stata introdotta una mappatura delle attività artigiane libere. Le attività artigiane, noi sappiamo, perché ce lo dice la nostra norma regionale e soprattutto le direttive, che non è dovuta la presentazione di alcuna pratica SUAPE per tutte quelle attività per le quali non esiste una normativa di settore che imponga un adempimento amministrativo. La stragrande maggioranza delle attività artigianali, falegname, carpenteria, sarti, coltelli, sì, anche quelli, in realtà non hanno una normativa di riferimento, che non sono obbligati a farla. Allora, la DUAP è necessaria nella misura in cui c'è una norma di settore che impone un titolo abilitativo. Allora, il concetto qual è? Queste attività che vi stavo dicendo, questo decreto legge ha fatto un elenco delle attività libere, non ha introdotto niente di nuovo, le ha solo mappate, ha solo fatto, come dire, una ricognizione, ma in realtà erano già libere prima, ecco. Quello a cui bisogna stare attenti è che, se è vero che l'attività è di per sé libera e che quindi non necessita di uno specifico titolo abilitativo, potrebbe però essere necessario comunque presentare una pratica per adempimenti connessi, per esempio scarichi, impatto acustico, emissioni in atmosfera. Per cui se l'attività è rumorosa, ad esempio, sarà pure un'attività libera, però deve presentare la pratica perché deve trasmettere la documentazione di impatto acustico. Quindi, ma infatti anche in questa tabella sta scritta questa cosa: l'attività è di per sé libera, occhio che non siano necessari adempimenti ulteriori, anche di prevenzione incendi, ad esempio, a seconda dei macchinari utilizzati, delle dimensioni, dei locali, eccetera. Fin qui, diciamo, Per rispondere appunto alla sua domanda, parte dall'idea che le attività, se non esiste una norma che prevede quel titolo abilitativo, sono libere, anche se non fossero lì. Cioè non è vero il contrario. Sì, è come quando uno è legato agli incentivi edilizi, quello stavo dicendo, che si fanno magari pratiche che non sono dovute pur di averlo.
Ecco, allora, in questi casi, però, cioè, introduciamo un aggravio. Sì, però hai voglia di semplificare. Se poi il cittadino che chiede un titolo per una cosa non dovuta, cioè le attività. Intanto non sono solo i 20 euro, ma sono anche quello che il commercialista gli chiede, che non sono meno di 250-300 euro. Ma poi c'è anche un'altra cosa, il sistema non te la fa proprio mandare la pratica, perché se non individua l'adempimento, a un certo punto arriva in un cul-de-sac, perché il sistema gli dice non è prevista la presentazione di nessuna pratica, ma se anche forzasse e la mandasse, il SUAP si troverebbe una pratica che non sa a chi mandare e che è irricevibile, perché la norma dice che sono irricevibili perché non sono di competenza, quindi per incompetenza, tutte quelle iniziative per cui la normativa non prevede nessun adempimento. Per cui in realtà non gli aggiunge niente, come dire... Cioè, nel senso che noi siamo liberi di fare tutte le cose che non sono vietate dalla norma. Le norme per determinate attività prevedono una scia, per altre perché le deve mappare, le deve controllare. Altre attività sono contingentate, poche oggi, però sono contingentate. Altre, quindi è prevista un'autorizzazione. Però c'è un motivo dietro e c'è una norma che lo prevede. Se no, se io oggi voglio aprire un canale YouTube, me lo apro e faccio di quello un business molto più grande, un'attività molto più importante, però attività produttiva non vuol dire autorizzazione. Cioè devo conoscere il titolo abilitativo che sto chiedendo, non è che chiedo, perché sennò è libero. E così va avanti il mondo, che la gente si inventa attività, si inventa... A volte le norme seguono per cercare di plasmare, di bloccare, ma c'è una ragione di ordine pubblico piuttosto che di igiene e sanità. Ci sono sempre delle ragioni che stanno dietro la limitazione della libertà personale e quindi qualche step burocratico amministrativo. Se no il principio è la libertà. Guardate, noi riceviamo 1000 di quesiti dove ci chiedono per questa attività è necessaria o non una pratica SUAPE, ma la risposta nel 95% dei casi è rivolgiti a SUAPE del comune e verificalo, perché le variabili sono tante, la gente cerca a volte di qualificare con termini innovativi delle cose che magari sono normate con un'altra terminologia. Cioè, facciamo un esempio, va? A volte vengono e ti dicono, ma io voglio fare... Allora, la stessa domanda, per esempio, un'attività di onicotecnico necessita o no della presentazione di una pratica? Dipende, perché non c'è una norma sull'onicotecnico, questo è vero, ma c'è una norma sull'estetista. Allora, non basta che io gli cambio il nome e dico io non sono estetista, sono onicotecnico per dire la mia attività è libera. Che cosa fai? Perché se fai attività che ricadono nella disciplina della legge sull'estetista, tu sei un estetista, anche se ti vuoi chiamare onicotecnico, e sei tenuto a quell'adempimento. Organizzazione eventi, io faccio organizzazione eventi, cosa devo fare? Dipende. Cosa vuol dire fare organizzazione eventi? Perché se fai intermediazione tra più soggetti, come è molto probabile in un'attività di questo genere, tu sei un'agenzia d'affari, magari tu non ti chiamerai mai io come agenzia d'affari, perché non ti riconosci, però la norma, come dire, ti inquadra in quella casella lì. Quindi non è così semplice, soprattutto con le attività nuove. Anche la pizzeria. Esatto, anche la stessa pizzeria, dipende da come la fai la pizzeria, se la fai da asporto, se la fai con somministrazione sul posto, se vendi anche altro oltre alle pizze, quindi ci vuole una valutazione caso per caso dove si capisca esattamente che cosa si fa per capire che cosa è dovuto. Quindi
molte volte noi veramente di questi quesiti che ne riceviamo moltissimi, rispondiamo in quel modo, ma non perché non vogliamo rispondere, ma perché veramente va fatta una indagine approfondita per aiutare quella persona a capire se ci vuole o no e che cosa, altrimenti rischiamo di dare un'informazione sbagliata. Noi avremmo finito con le domande. Se avete delle domande, però allora, forse si accende. Non mi fa tornare indietro? Ancora quella prima? Eccolo qui, la DGR per le strutture alberghiere, la DGR 1939 del 1 giugno 2023. In ogni caso queste slide le troverete, eh? Sono già pubblicate o no? Ora, siccome siamo in diretta, giusto? Siccome siamo in collegamento in diretta con qualcuno che ci sta seguendo, se avete delle domande vi chiederei solamente di farle al microfono, perché altrimenti chi sta seguendo la diretta YouTube non sente. Il microfono lo sta portando la collega dietro. Sì. Sì, se accendiamo la luce adesso forse... Perché tanto non c'è più bisogno di vedere le slide. Posso? Allora, sì, prego. Niente, un quesito Sì. legato a quello che insomma, è stata la modifica da circa un anno a questa parte, che in caso di nuova costruzione vi è l'obbligo di caricare la relazione geologica o doppia compatibilità. Qui avanzerei una richiesta che era già stata proposta in sede di rete delle professioni tecniche, poi non so se sia stata realmente ufficializzata, ovvero di rimandare la presentazione, come avviene già per i calcoli statici, al momento dell'inizio lavori. Questo è un problema che abbiamo abbondantemente... Allora, ne abbiamo discusso perché da un lato l'Ordine dei Geologi ci aveva sollecitato all'introduzione dell'obbligo, dall'altro qualcun altro chiedeva appunto però non... Allora, sto cercando di fare mente locale, sì, era stato formalizzato, c'era allora, la norma non è chiara in merito, è da interpretare. Allora ci siamo detti disponibili a entrambe le interpretazioni, perché veramente è una questione interpretativa. E ci siamo appellati proprio alla rete delle professioni tecniche, perché la posizione degli ordini degli ingegneri era contrapposta a quella degli ordini dei geologi. E abbiamo detto, di fronte a una normativa non chiara, fateci una proposta congiunta, perché stavamo accogliendo, avevamo girato la proposta all'altro ordine che era andata in posizione diametralmente opposta. Quindi, essendo la rete delle professioni tecniche, dovendo riunire le varie posizioni, essendo la norma veramente lasciando dei margini interpretativi sia in un senso che nell'altro, e riconoscendo anche a livello di opportunità vantaggi e svantaggi, noi ci siamo detti aperti. Adesso non so se potremmo proporre di nuovo un tavolo, magari essendo cambiata la giunta, eccetera. La posizione è stata questa. Fateci fra gli ordini una proposta congiunta e noi la accogliamo, perché in quel momento veramente ci aveva scritto la rete delle professioni tecniche e l'ordine degli ingegneri era di posizione diametralmente opposta. Quindi e tutti e due portavate... Sì, perché c'è il problema che l'ordine dei geologi non fa parte della rete delle professioni tecniche e quindi è quasi in contrapposizione con tutti gli altri ordini e collegi professionali che invece hanno aderito alla rete delle professioni tecniche. Noi avevamo anche coinvolto l'assessorato regionale dell'urbanistica, anche perché come sempre noi, come dire, coordiniamo, ma non siamo competenti tecnicamente, i quali non ci avevano dato un'indicazione contraria. Però io le vorrei aggiungere un elemento, che quello che era stato fatto, mi pare ormai un paio d'anni fa,
in realtà non era una modifica dell'indicazione, perché l'indicazione già in precedenza sul modulo era quella di allegare quei documenti al progetto. Ciò che era stato fatto era solo un'operazione informatica di creare degli allegati e di renderli obbligatori, ma l'indicazione che era contenuta sul modulo già in precedenza era quella di allegare quei documenti in quella fase. L'unica novità che era stata introdotta era proprio di blocco informatico, ma non di modifica dell'indicazione. No, infatti è quello il problema, il blocco informatico, perché costringe comunque sia l'impresa, parlo di imprenditore, necessariamente a rivolgersi a uno o più tecnici per ottenere questo tipo di relazioni, spesso a doppia firma. E non sempre però viene dato corso. Io mi occupo, sono un perito agrario, mi occupo del campo agrario prevalentemente. È successo che l'anno scorso, durante la predisposizione dei bandi, cioè delle pratiche da presentare sul bando del PSR Sardegna, dove sono arrivate in regione 1500 domande, di cui almeno l'80% cantierabili, i tecnici hanno presentato ai SUAPE le pratiche edilizie e tutte le pratiche che sono state presentate dove ci sono interventi edilizi necessariamente hanno dovuto predisporre e presentare delle relazioni da legare alle pratiche. Ora, insomma, chi è nel settore, chi è dentro, sa benissimo che purtroppo il 90% di queste pratiche verranno anche lasciate con dei progetti esecutivi e non trova riscontro con quello che succede con il complesso di strutture, dove ci sono i calcoli statici che invece vengono elaborati e presentati in fase di comunicazione inizio lavori. Sì, guardi, le avevamo affrontate tutte queste cose, però è anche vero che nel caso dei calcoli statici c'è scritto proprio chiaro nella norma che si presentano prima dell'inizio dei lavori, mentre qui c'è un gioco di rimandi tra il DPR 380, adesso non me lo ricordo a memoria, però c'è un gioco di rimandi tra il DPR 380 e le norme tecniche sulle costruzioni che sembrerebbero dire che effettivamente si presentano in fase progettuale, non prima dell'inizio dei lavori. Però, ripeto, noi non siamo aperti a entrambe le possibilità. Il problema è che, come dire, se non ci si arriva da un punto di vista, come dire, professionale, poi ce lo deve dire l'assessorato competente, per cui non è per niente pacifico, è il classico caso di vuoto normativo dove si va per analogia a colmarlo da una norma, facendo un'analogia con una norma o con l'altra, perché veramente non era chiaro. E noi ci siamo rivolti all'assessorato competente, magari ci possiamo riprovare, anche loro non avevano. Ci vorrebbe una posizione tipo delibera, almeno delibera di giunta interpretativa, perché non è chiaro. Il modulo era così da tempo, noi avevamo messo, come dice Massimo, avevamo, diciamo come stiamo facendo adesso, no? Implementando i software, implementando i controlli automatici, eccetera. Quindi tornare indietro senza una modifica normativa per una diversa interpretazione dovuta a cosa? A una segnalazione di cui l'altra metà del mondo è contraria e sostiene quello. Quindi per noi è complesso. Adesso riproviamo con l'assessorato urbanistica, perché sappiamo veramente che nel momento in cui l'accogliamo arrivano gli altri a darci dentro e a dirci: ma perché fino a ieri eravamo così e da oggi non siamo più così? Perché questa modifica, ripeto, non è, cioè, le persone se ne sono accorte dopo il potere degli automatismi del software. Dichiari quello che vuoi e non lo leggi bene, però nel momento in cui il software ti blocca, allora è entrata in vigore la legge. Ma non è così. Comunque lo riproponiamo a loro e vediamo come va. Cioè non è, ripeto, noi le abbiamo lette e le abbiamo anche condivise parte delle motivazioni. Abbiamo contemporaneamente condiviso anche parte degli altri, ci siamo fatti la nostra interpretazione e abbiamo detto e qui ci vuole un politico che scelga. ci manca un anello. C'è qualche altra
Ma se non ci sono altre domande, come dire, possiamo... Vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro. Poi